La quinta corsa è un confronto per cavalli di 4 anni non vincitori di 15.000 euro in carriera. Sono in 11 al via, corsa che ha un favorito abbastanza netto in Danielone, numero 8, Antonio Di Nardo. Autostart inizia a muoversi con il numero 1 Duty Free B, Luca Lovera, 2 Domia V, Andrea Bigliardi, 3 Discovery Mail, Ghim Pirenei, 4 Danny La, Carmine Piscoglio, 5 Drive Jet, Nando Pisacane, 6 Deliaz, Antonio Greppi, in seconda fila 7 Dominio V, Manuel Pistone, 8 Danielone, Antonio Di Nardo, 9 Delicious Trio, Marco Stefani, 10 Dallas dei Greppi, Maurizio Cheli, 11 Daphne Griff, Antonio Velotti. Macchina accelera e stacca. Con lotta per il comando e veloce Discovery Mail, attaccato e scavalcato al largo da Danny La che prende la testa. Drive Jet al largo con in mezzo alla pista Deliaz. Quando si approccia alla prima curva, Danny La ha preso la testa su Discovery Mail, Deliaz punta in avanti, rimane in terza posizione in corda Drive Jet che tra poco diventerà quarta perché Deliaz ottiene il via libera. Allo scoperto c'è Danielone. 14,4 la spesa iniziale. Dopo 300 metri Deliaz è passata a condurre, fa 29 spaccato il primo quarto. Si porta in scia Danny La, quindi Discovery Mail, Drive Jet, ancora Domi AV. Di fuori Danielone con in scia Dominio AV e si completano così i primi 600 metri di corsa in 44,6. Non fa mancare il ritmo secondo caratteristiche Deliaz che si mantiene in avanti su Danny La, Danielone che arriva accanto a Discovery Mail e cerca di portarsi sulla leader. 59,9 la metà gara di Deliaz che è sempre al comando. Ora Danielone ha raggiunto Danny La in seconda posizione. Discovery Mail rimane terzo in corda con accanto Dominio AV, quindi Drive Jet, poi Daphne Griff, gli altri più indietro. Il chilometro di gara se n'è andato in 1,15,3. Danielone che prova ad andare su Deliaz, la quale si mantiene sempre con un'incollatura di vantaggio. Danielone prova sul passo, i tre quarti di miglio in 1,32. Deliaz in vantaggio, Danielone al suo esterno, Danny La alla corda, poi Dominio V, ancora Discovery Mail, viene via dalle retrovie Domia V. All'imbocco dell'addirittura d'arrivo Deliaz e Danielone proseguono uno accanto all'altro, la retta con Danielone che insiste, sferra l'attacco decisivo su Deliaz, passa Danielone nei confronti di Danny La che scatta all'interno. Danielone come vuole vince netto su Danny La che è seconda, al terzo posto probabilmente ancora Dominio AV. 30 a chiudere, 1,14,8 ragguaglio cronometrico sul passo, tutto di fuori Danielone, Antonio Di Nardo in salchi, Gennaro Casillo al training, Franco Duva alla proprietà. Facile assunto in percorso esterno per Danielone, figlio di Tobin Kronos che porta a casa la vittoria, un paio di lunghezze meglio di Danny La. Al terzo finisce Dominio AV.